Sembrano rafforzarsi le convinzioni dell'opposizione consigliare sul caso InLab. A sorpresa è proprio una nota del presidente di Società Nuova a fare ordine in relazione all'iter che l'ha portata a divenire partner del servizio di Europrogettazione. Scrive Federico Bristotta, l'idea di un servizio per il territorio parte da Società Nuova il 13 marzo 2018, il giorno stesso della presentazione del bando Cariverone, ed è stato il nostro CDA che ha proposto tale idea a una serie di interlocutori, tra i quali il comune di Belluno. Ai nostri microfoni martedì scorso Massaro così aveva invece spiegato. Dalle carte si può, come possiamo dire, evincere in modo piuttosto chiaro come sono stati scelti i partner, e cioè con un avviso pubblico. Abbiamo preso dei partner quindi che erano stati selezionati quindi attraverso una commissione. Dei verbali di questa commissione non c'è traccia nei documenti che i consiglieri d'opposizione hanno ricevuto in seguito alla richiesta di accesso agli atti. Vi è al contrario una copia dell'adesione all'accordo da parte di Società Nuova. Bristot difende a spada tratta il suo direttore Ciociano Bottaretto, che solo 4 anni dopo la sua assunzione è diventato capogruppo di maggioranza. Quanto a Valentina Tommasi, Bristot precisa che l'ex assessore è stata assunta perché si riteneva fosse figura professionale per seguire un progetto di collaborazione con un'altra realtà sociale del territorio e che poco dopo è stata trasferita anche su altri progetti. Al consigliere Paolo Gamba Bristot riserva la stoccata finale. Assumiamo persone capaci, competenti, che hanno voglia di lavorare. Se interessato, lo invito a inviarci il suo curriculum. A stretto giro di posta, la risposta del capogruppo di Belluno e di tutti. Sarà mia cura mandarglielo sicuramente, lo manderò anche in allegato tutti i bonifici, le copie dei bonifici che io in questi anni come persona fisica, come ho fatto alle varie associazioni ONLUS che ci sono nella provincia di Belluno, così capiscono che a differenza di soldi che arrivano dal pubblico, questi sono soldi che arrivano da un privato.